Buonasera a tutti e benvenuti al Pala Roller di Montale, dove tra pochissimi minuti alle ore 18 si affronteranno Amatori Modena 1945 e Hockey Seregno 2012. Quindicesima giornata del girone A di Serie A2. È una partita molto importante per entrambe le squadre. Modena che è reduce da un turno di riposo in campionato, ma naturalmente anche dal turno infrasettimanale che ha visto Modena uscire dalla Coppa Italia, una sfida incredibile contro Hockey Tiene, che tra l'altro è stata l'ultimo avversario di Seregno una settimana fa, proprio nel 5-5 tra la squadra che ora è ospite e Tiene, che è la squadra che invece ha eliminato Modena dalla Coppa Italia. Un saluto da Federico Sabattini, benvenuti qui al Pala Roller, dove stanno entrando proprio in questo momento le due formazioni, da una parte Modena e dall'altra naturalmente Seregno. Andiamo allora a leggere le squadre che si affronteranno tra pochissimi minuti con gli arbitri Luca Molli e Marco Giombetti. Da una parte l'Amatori Modena, che deve fare a meno come al solito degli infortunati Bozzetto e Cunegatti. Modena che punta su Luca Moncalieri, Pietro Malagoli, Ettore Barbieri, Peter Eimi, Samuele De Pietri, Enrico Pochettino, Diego Vaccari, Mattia Vaccari. Allenatore Roberto Crudeli. Risponde Seregno con Filippo Dimone, Enea Pasquale, Mauro Fiazza, Riccardo Tessarolo, Luca Tremolada, Luca Vaghi, Marco Tremolada, Mattia Schirino, Leonardo Lanzani, Leonardo Reggio. Allenatore Luca Giaroni. Queste le due formazioni, mentre lo speaker dell'Amatori, che tra poco saluteremo qui in telecronaca, ovvero Federico Ferrari, sta intonando la formazione giallo-blu al pubblico presente, come sempre numeroso questa sera al Pala Roller. E allora, in attesa che le due squadre inizino il match, magari andiamo a dare anche un'occhiata al programma di questo turno e anche alla classifica, che è una classifica molto corta, con Modena attualmente a 14 punti in classifica, gli stessi di Seregno. Seregno però, come potete ben vedere, ha una partita in più. E allora il programma di oggi: tutti in pista sabato 1 marzo alle ore 18, Amatori Modena Hockey Seregno, e poi Scandiano Mirandola alle 20:30, Trissino Breganza alle 20:45, Montecchio Valdagno e Tiene contro Correggio. Avete visto anche la classifica con Mirandola all'ultimo posto a quota 0, l'Amatori attualmente al 9° posto. Una vittoria oggi sia per Modena che per Seregno vorrebbe dire insomma avvicinarsi alla zona playoff, che al momento è rappresentato l'ultimo posto da Hockey Trissino a quota 17 punti. Trissino che è una sfida molto dura contro Breganza. Allora do il benvenuto a Federico Ferrari. Stavi annunciando la formazione di Modena. Benvenuto Federico, ti chiedo che partita ti aspetti. Intanto buona serata a tutti, buonasera a tutti i collegati, ciao Federico. Io sicuramente mi aspetto una partita molto intensa, sicuramente in Modena c'è voglia di un grosso riscatto dopo l'amara sconfitta di martedì sera contro Hockey Tiene per la finale di Coppa Italia. Mi aspetto una partita molto all'inizio con un buono studio di tattica tra tutte e due le formazioni, che Modena ha sicuramente uno stretto bisogno di fare bene in questo incontro, anche per recuperare veramente tanto spazio nella classifica di Serie A2. E Seregno sicuramente una squadra veramente molto insidiosa, che può dare veramente filo da torcere ai ragazzi di Crudeli, quindi mi aspetto un incontro ad altissima intensità, proprio perché c'è bisogno da entrambe le parti di sicuramente mettere dei punti, portare dei punti in saccoccia, quindi secondo me avremo da divertirci e da parlare un bel po'. Vedremo allora cosa succederà. Abbiamo dato un'occhiata prima alla classifica, una classifica molto corta e, come dicevo, insomma, vincere oggi vorrebbe dire tanto. Assolutamente sì, infatti come la classifica parla abbastanza chiaro, le prime tre posizioni, in particolare sicuramente le prime due occupate da Breganza e Correggio, sono veramente in questo momento abbastanza, con una distanza di punti importante. Modena Seregno. Inizia la partita con una distanza di punti importante, mentre tutto quello che viene dopo dal quarto posto in giù è tutto ancora da decidere, sicuramente molto combattuto. La lotta per il quarto posto e l'accesso ai playoff sarà una bella lotta di certo, con il coltello fra i denti fra tutte le formazioni.
Tanto Modena subito pericolosa con il tiro di De Pietri, il portiere di Seregno risponde subito presente. Modena insomma che si è resa subito pericolosa in questo inizio di match. Attacca ora Seregno con questa palla in mezzo. Modena a vita facile, può ripartire sempre con De Pietri che attende l'arrivo dei suoi compagni, trova Pochettino, con calma ora il 29 giallo-blu all'indietro verso il capitano Peter Amy, poi Barbieri con calma. Modena che ha iniziato subito forte in questa partita, insomma i 3 punti in palio sono molto importanti sia per Modena naturalmente ma anche per Seregno. Attacca ora Modena con Pochettino, palla verso Barbieri, il tocco verso Amy, la conclusione per poco non beffa il portiere avversario. Seregno che può ripartire con questa gestione del possesso, si fa tutta la pista e arriva il gol incredibile di Seregno. Grandissimo gol, un po' a sorpresa dopo un inizio positivo di Modena. È bastata questa azione personale e il gol di Mattias Chirino, azione fantastica del 44 di Seregno, uno dei giocatori più forti della squadra ospite. Insomma, colpevole Modena di averlo lasciato fare tutto quello che voleva. Sì, qui secondo me grossa disattenzione della difesa, poi naturalmente c'è da tessere le lodi di Chirino, perché questo è un gol veramente molto complicato, di giocoleria mi viene quasi da dire, con quell'alza e schiaccia che aveva fatto Moncalieri, che probabilmente non si aspettava neanche un colpo di questo tipo a partita iniziata da così poco tempo, quindi disattenzione grossa punita in modo magistrale da Chirino. 1-0. E quindi risultato subito sbloccato, Seregno che è passato avanti con il gol del proprio giocatore più rappresentativo, ovvero Mattias Chirino, maglia numero 44. E quindi si sblocca il risultato al Palla Roller di Montale. Modena che dovrà mantenere i nervi saldi e cercare anche di reagire subito, perché insomma dopo neanche 2 minuti di gioco è sotto la squadra di Roberto Crudeli. Ci prova ora la formazione giallo-blu con Pochettino, servizio per De Pietri, poi Barbieri, Pochettino cerca il varco giusto, va Pochettino, colpisce il palo probabilmente, abbiamo sentito il rumore, però siamo già dalla parte opposta con la conclusione di Tessarolo. Moncalieri risponde presente, attenzione ancora a Modena con questo passaggio di Barbieri. Pochettino non riesce nella conclusione, palla che torna nel suo possesso, poi c'è un contrasto, l'arbitro lascia proseguire, siamo già dalla parte opposta con Chirino dietro la porta di Moncalieri. Il tocco poi all'indietro con calma, Seregno ora cercare il varco giusto, bravo qui De Pietri ad uscire vincitore, il tocco verso Barbieri, poi Amy, c'è una deviazione, palla che resta lì, non riesce a concludere Barbieri, attenzione a questo 2 contro 2, sbaglia però il numero 7 Tessarolo, sbaglia però anche Barbieri, la conclusione, attenzione la palla resta lì, numero 3 Mauro Fiazza, rischia tanto Modena. Troppa leggerezza difensiva secondo me, in questo caso assolutamente molto grave l'errore proprio di lasciare la palla lì e scorrere di fronte a Moncalieri, che si è quasi trovato in una situazione di 1 contro 1, e anche qui arriva l'ennesimo tiro di Pasquale in questo caso. Una Modena che sembrava aver iniziato un po' meglio, quell'errore difensivo rischia di lasciare il segno. È chiaro che manca ancora tantissimo, è appena iniziata la partita, però insomma sicuramente non il miglior inizio per Modena, che prova ora ad alzare la voce con Peter Amy, tocco verso Barbieri, azione personale del 31 di Modena che allarga un po' le braccia, come a dire più di così forse non potevo fare, poi conclusione forse un po' a casaccio di Amy, più che altro perché stava scadendo anche il tempo. Sì, stava scadendo il cronometro dei 45, quindi giusto il tentativo di provare a concretizzare, anche se è molto difficile da quella posizione. Attacca Seregno con questo possesso
rischia di perdere Pasquale, ma non è così. Attenzione all'azione di Tessarolo, se non ho visto male. Attenzione anche qui a Modena, era tutto solo De Pietri, non è riuscito nel tocco vincente. Ancora però De Pietri, azione personale, poi Pochettino, grandissima parata, e quindi risultato che resta con Seregno ancora avanti 1-0. Ha avuto però l'occasione Modena di riagguantare subito la parità. Siamo già però dall'altra parte, sempre con uno scatenato Chirino. Attenzione ancora a Modena, non c'è un attimo di sosta. Barbieri, la palla resta lì, ancora Barbieri, non riesce a concludere. Ancora Modena, Barbieri in qualche modo non riesce però a mantenere il possesso. Allora altro 2 contro 2, altra conclusione, doppia parata di Moncaglieri. Difesa a dir poco allegre in questo avvio di match. Attenzione, altra palla persa da Modena. Tessarolo, è bravo Pochettino a dire di no, cerca Barbieri, ancora Pochettino, va Pochettino, viene però fermato. Meglio qui la difesa di Seregno, e poi con calma Chirino, altra conclusione, e arriva il gol di Fiazza, numero 3. 2-0 avanti Seregno, arrabbiatissimo Crudeli in panchina, e non ha tutti i torti il tecnico dell'Amatori. Lo rivediamo nel replay. Numero 3, Mauro Fiazza, ha potuto fare tutto quello che voleva. Modena è sotto 2-0 dopo appena 6 minuti di gioco. Sì, questo come dicevamo poco fa, secondo me qua c'è stata proprio una disattenzione. Qua nuovamente il replay lo vediamo. Sì, una disattenzione molto grossa della difesa. Poi effettivamente qui anche il tiro abbastanza insidioso a mezza altezza. Magari la mia è una visione abbastanza limitata della difesa, però io sono dell'idea che quando una difesa è concentrata e difende al massimo delle proprie capacità, riceve un sacco di tiri contro i parastinchi, no? Quindi, perché proprio non ne fa arrivare verso il portiere. Naturalmente è importante che un portiere faccia anche quello che si chiama il suo mestiere, però qua veramente Modena penso che stia lasciando troppa leggerezza e troppe conclusioni verso Moncaglieri a 6 minuti da partita iniziata, quindi sì, non siamo alla fine che magari dici tutti in avanti e rischi esatto. di subire gol. Sono appena 6 i minuti passati. Vedremo Modena se avrà la forza di reagire, soprattutto dal punto di vista mentale. Ci prova Pochettino, la palla resta lì ma non entra per sfortuna di Modena. Insomma, serve una reazione dell'Amatori, soprattutto mentale, direi. Sì, assolutamente, anche perché si sta vedendo, cioè è importante sottolinearlo, che si sta vedendo un Seregno veramente molto, molto aggressivo, molto cinico, soprattutto nella manovra offensiva, quindi è importante una reazione molto, molto rapida di Modena. Tra l'altro, se non sbaglio, vado a memoria la gara di Coppa Italia in cui Modena aveva creato poco, Seregno aveva creato tantissimo. Quell'occasione Seregno, se non sbaglio, non aveva neanche segnato un gol. Questo inizio di partita è stata sicuramente molto più concreta la formazione ospite. Altra conclusione, questa volta è quella vincente di Barbieri, si sblocca l'Amatori e quindi accorcia le distanze il numero 31. Rivediamo il replay, il tocco di Pochettino, e arriva poi la conclusione di Ettore Barbieri, e quindi Modena torna nuovamente in partita. Insomma, in qualche modo ha trovato la via giusta, e quindi insomma Modena 1, Seregno 2. Sì, certo, qua mi viene da sottolineare come anche importante fare sul gol precedente di Seregno una certa dose di colpa anche del portiere, che si è fatto trovare impreparato, diciamo, su un tiro che mi viene da definire abbastanza di normale amministrazione. Poi certo, l'unico problema del portiere è che quando sbaglia viene scritto su questo sì. tabellino, quindi Modena trova un buon guizzo per riportare un attimo la testa a posto. Un episodio, insomma, assolutamente, per tornare subito in partita. Prova allora a cavalcare questo entusiasmo Modena dopo un inizio difficile. La palla si impenna, arriva il fischio da parte dell'arbitro, e quindi gioco fermo con Modena che avrà una seconda possibilità con De Pietri sul punto di battuta. Servizio per Pochettino, pensa al tiro, arriva adesso, c'è una deviazione,
palla che non impensierisce più di tanto la difesa di Seregno. Ancora Modena che insiste, altro tiro, stavolta di Amy, c'è una deviazione, siamo già dalla parte opposta, altro tiro, tantissime le conclusioni in questo inizio di partita. Ancora Modena con Pochettino, la conclusione non inquadra la porta. Ancora Modena che ci crede e insiste con il cuore soprattutto. Pochettino, tocco verso Amy, pensa per un attimo al tiro, poi serve Barbieri, ancora l'Amatori con De Pietri, palla resta lì, tanta confusione, ancora De Pietri sbaglia qui il passaggio e quindi può contrattaccare Seregno, per poco non interviene Barbieri, altra conclusione questa volta di Tessarolo. Troppe opportunità concesse a Seregno da parte di Modena, che spera magari negli errori della formazione ospite, ma sono già stati tanti tiri, altra conclusione. Insomma, in nemmeno 10 minuti di gioco credo che Seregno abbia tirato tantissime volte. Sì, assolutamente, infatti è quello che sottolineavo un attimo fa. Poi, cioè, nel senso, è sbagliato doppiamente perché Seregno è assolutamente una squadra molto pericolosa a livello balistico, quindi è importante che si chiudano gli spazi sui tiri. Anche il tiro di un attimo fa del numero 7 di Seregno è stato molto pericoloso secondo me, quindi bisogna trovare proprio la concentrazione per riuscire a chiudere bene gli spazi e le triangolazioni. Attacca Seregno, altra conclusione, ne parlavamo poco fa. Per fortuna di Modena scusate, non inquadra la porta di Luca Moncaglieri, e allora Modena che può ripartire con De Pietri. Altra conclusione, c'è la parata e ancora Modena però che insiste con Amy, la palla resta lì, non riesce nel guizzo vincente Barbieri. Siamo già dalla parte opposta con Chirino, il tocco per Tessarolo sbagliato, ancora Modena in avanti con Pochettino, azione personale, buona occasione per Modena, per fortuna di Modena non inquadra però la porta Pochettino. No, qua poi ho visto anche, c'è stato anche un ottimo intervento, ecco. Vediamo il replay. Poi c'è stata una deviazione, forse no, non lo so. No, sul tiro, deviazione. No, nessuna deviazione. No, sul tiro di prima anche di De Pietri. Importante sottolineare anche che Filippo Dimone, il portiere di Seregno, portiere molto reattivo, grande tecnica individuale proprio a livello di fondamentali proprio della porta. Hai fatto bene a sottolineare. No, infatti ho avuto modo di giocarci anche contro tante volte, sono molto tranquillo nel dire queste cose. Modena, attenzione pericolosa con il palo di Barbieri, sfortunata anche la formazione di casa, mentre è entrato in pista Malagoli, ha lasciato spazio naturalmente De Pietri, e come avete visto insomma anche nell'ultima partita, non essendoci Cunegatti e Bozzetto, sono un po' queste le scelte di Roberto Crudeli, oltre alla presenza dei due giovani Vaccari in panchina. Attacca Seregno, ora cerca di abbassare anche un po' il ritmo la formazione ospite. Vediamo intanto il replay, il palo con Barbieri che ha sfiorato la doppietta personale. Bella occasione, assolutamente. Sfortunato Barbieri, però una bella occasione, costruita anche bene secondo me. Ancora Barbieri, il passaggio verso Pochettino, Malagoli, ancora Barbieri nel vivo del gioco, il 31 dell'Amatori, il tocco poi per Amy, il tiro in qualche modo il portiere di Seregno, Filippo Dimone, dice no. Però Modena che sta crescendo con il passare dei minuti, meno di 14 minuti alla fine di questo primo tempo, che ha già visto 3 marcature. Attacca ora a Seregno con Chirino, la palla si impenna e Modena in qualche modo si salva e può ripartire. Pochettino in avanti verso Barbieri e poi non riesce però Malagoli. Anche qui buona occasione per l'Amatori, lo rivediamo nel replay, era stato bravo Barbieri a smarcarsi e poi Malagoli
ha sbagliato a tu per tu con Dimone. Parlavamo di Dimone, insomma, anche qui una bella parata. Qua assolutamente è un bellissimo... Non bene magari nel gol di Barbieri. No, però, beh, certo, no, quello ovviamente c'è una disattenzione, però questa qua è un ottimo intervento, cioè, è tanto importante sottolineare anche gli ottimi interventi che sta facendo Dimone, cioè, questa è una parata difficile buttandosi proprio a gambe, a gambe messe a scudo sostanzialmente, certo, per coprire il massimo della porta, gran bella parata. Attacca Modena con Amy, c'è una deviazione, la palla poi vaga pericolosamente nei pressi di Dimone e poi l'arbitro che blocca l'azione di Seregno. (13 minuti e 14 secondi alla fine del primo tempo). Seregno è avanti 2-1 qui al Pala Roller. Palla 2 con Pochettino che torna in possesso solo per un attimo, ad attaccare per ora ancora Seregno con l'ingresso di Vaghi da segnalare, numero 30. Ancora Seregno in avanti, possesso prolungato, altra conclusione che non impensierisce però in questo caso Luca Moncalieri, e Modena che può tornare in fase offensiva con Malagoli, poi Amy, in avanti il capitano di Modena, il servizio verso Pochettino, la palla filtrante, non c'è però il tocco vincente, quindi arriva però in questo caso il primo fallo della partita, lo commette Seregno. Ancora Modena che prova ad insistere ad alzare il ritmo, altra conclusione questa volta di Barbieri, nulla da fare, si difende abbastanza bene Seregno. Sì, qua c'è stata un'ottima difesa secondo me, proprio perché la conclusione è andata fuori dallo specchio della porta, deviata dal difensore, quindi minimo pensiero anche per il portiere. Attenzione qua, palla pericolosissima. Qua sì, assolutamente. Modena che soffre da questo punto di vista, però una buona occasione adesso con Pochettino che spreca tutto però, e quindi insomma permette a Seregno di ripartire con Fiazza, autore del gol del momentaneo 2-0. Ancora Seregno, viene però fermato Vaghi e quindi va in avanti Pochettino, c'è il fischio dell'arbitro con Pochettino che cade a terra. Ci segnalano che il portiere di Seregno in questo caso è Leonardo Reggio, perché Dimone è infortunato, ci scusiamo sì, no, per l'errore, ringraziamo per la segnalazione. No, assolutamente. E quindi complimenti, no, esatto. a Leonardo Reggio. Si ribalta tutto quello che abbiamo detto, comunque no, assolutamente. Pensavamo ci fosse sinceramente Filippo Dimone, però grazie a chi ce l'ha segnalato. Prova ad attaccare Modena con intanto il time out chiamato da Seregno, quindi alla prima interruzione ci sarà anche il blocco del gioco. Modena prova ad arrivarci con il pareggio in tasca, ora ha gestito questo possesso con Barbieri, poi Amy chiede maggior velocità Crudeli, tocco in avanti per Malagoli, perde il possesso e permette a Seregno di ripartire con il numero 3 Fiazza. Poi altra conclusione, stavolta da parte del numero 33 Marco Tremolada. Moncalieri attento e respinge, però anche qui insomma troppa libertà a favore dei giocatori ospiti, squadra ospite che continua a spingere. Sbaglia qui il passaggio, prova l'azione personale Barbieri ma viene a sua volta fermato. E quindi ancora Seregno, pensa per un attimo alla conclusione il numero 3 Fiazza, poi il passaggio verso un suo compagno, ancora Seregno, altra conclusione, Moncalieri respinge, Seregno però resta lì, ancora Seregno
con Tremolada, Moncalieri respinge, attenzione a questa azione di Malagoli, poi scambiano lui e Pietro Malagoli e Barbieri, nulla da fare, sfuma un'altra occasione per Modena, si prova ora Eimi, la palla resta lì, non benissimo qui Reggio. Gran peccato qua. Modena. Gran peccato, qua è mancato veramente un pelo al 2-2. Attenzione. Qui però Pochettino, Tremolada davanti a Moncalieri, bravo però Pochettino a riscattarsi dopo il suo errore. Attenzione ancora all'Amatori con Barbieri, viene però fermato e perde palla. 9 minuti alla fine del primo tempo, ancora Seregno con Pasquale che viene fermato, recupera Tremolada, ma l'arbitro ferma tutto e quindi time out richiesto ed ottenuto da Seregno, che è avanti 2-1 in questo primo tempo. Intanto c'è stato anche un warning alla panchina di Seregno da parte di Luca Molli, dell'arbitro, quindi un cartellino giallo. Allora, 8 minuti, se non vedo male, e 54 secondi alla fine di questo primo tempo. Rivediamo le azioni più importanti con questa occasione per Modena non sfruttata, peccato. Però insomma Modena che piano piano sta cercando di ritrovare la parità dopo il doppio svantaggio. Sì, purtroppo secondo me la partenza è stata abbastanza errata, come anche proprio a livello di mentalità dei ragazzi di Roberto Crudeli. Adesso il ritmo e la concentrazione sicuramente è migliorata, però sto vedendo ancora un continuo bombardamento dalle parti di Moncalieri, da parte di Seregno, che assolutamente secondo me deve cessare se Modena vuole ritornare in partita proprio nel vero senso della parola, cioè recuperando il risultato. Quindi importantissimo che quasi continui a tenere la stessa concentrazione, cioè ad aumentare, scusate, la concentrazione a livello difensivo. È rientrato Samuele De Pietri. Esatto, con Barbieri se non sbaglio che gli ha lasciato il posto. Esatto. E quindi riprende il gioco con Seregno avanti 2-1. Gioco che non riprende ancora, non so sinceramente cosa. Anzi, bisogna riprendere il gioco da un'altra posizione. Il punto di ripresa, sì. No, ci ha ripensato di nuovo. Non so. Non ha ancora ripreso il gioco, riprende adesso. Sembrava possesso a favore di Seregno, arbitro che ha cambiato nuovamente idee, quindi Modena che ha potuto ripartire. Con De Pietri c'è il varco per la conclusione, arriva il fischio e il secondo fallo commesso da Seregno. Fino ad ora, nonostante siamo a una partita inoltrata, c'è stata una partita sicuramente corretta fino adesso dal punto di vista dei falli, quindi solo 2 falli in totale commessi da Seregno, di cui questo molto, molto generoso secondo me, sì, molto leggero. Sul punto di battuta Eimi e Pochettino, vediamo se ci sarà il tocco. Non c'è il tocco ma non la conclusione. Modena che prova di nuovo ad attaccare con De Pietri, palla in mezzo, interviene Marco Tremolada e fa ripartire l'azione della sua squadra con attenzione ancora il numero 44 Chirino, che per poco non ripeteva l'azione del momentaneo 1-0, tutto solo verso Moncalieri. C'è stato l'intervento della difesa di casa che ha evitato guai peggiori. Seregno però è ancora lì con Fiazza, conclusione, poi ci prova lo stesso Chirino, per poco non beffa Moncalieri.
Sì, molto, molto pericolosa questa occasione, proprio perché Moncalieri secondo se me non l'aspettava. era assolutamente al corrente di quello che stava succedendo, proprio non si stava Sì. aspettando una cosa del genere. Per fortuna fuori dallo specchio, per fortuna di Modena, fuori dallo specchio della porta. Pochettino il tocco per Malagoli, va Malagoli, poi ancora Pochettino, si chiude bene in questa occasione la difesa di Seregno, ancora Pochettino, ben pressato da Tremolada, Pochettino, e poi la grande parata di Leonardo Reggio. Sì, A dire di no. bell'intervento assolutamente. Ci prova ora Modena a trovare la via del gol prima della fine del primo tempo, manca ancora tanto al termine di questa prima frazione di gioco. Ci prova ora Malagoli, poi Pochettino, viene però fermato, ancora Pochettino verso Malagoli, ancora il numero 5 di Modena, tocco verso De Pietri che si gira, siamo però già dalla parte opposta con Chirino, palo esterno, perde qui la palla nuovamente Amy Chirino, è bravo Amy ad intervenire nuovamente, come era successo prima per Pochettino, anche in questa occasione Amy rimedia a un suo errore. Sì, brutta palla persa, però ha rimediato subito Amy, quindi problema risolto, diciamo. Ancora Seregno, con il proprio capitano Luca Tremolade, poi Chirino, la palla non inquadra la porta di Moncalieri, però è sempre prima la formazione ospite. Ancora altra conclusione, avevamo di una Modena in crescita, Seregno però sta reagendo. Sì, secondo me c'è stato un po' di calo, dell'attenzione qua di Modena nella parte difensiva. Attenzione a De Pietri, altra conclusione, la palla però non arriva nemmeno vicino ai pressi di Reggio, e quindi Seregno che ha vita facile, altra conclusione, l'ennesima, stavolta sempre del solito Chirino, poi Tremolada, capitano, numero 17 Luca, Chirino, poi Fiazza, altra conclusione, la palla resta lì, pericolosissima, Fiazza però non riesce a ribadire, attenzione a questo 2 contro 2, Pochettino viene fermato, ancora Pochettino che prova a recuperare, viene però fermato in maniera definitiva, e quindi ancora Seregno, poco più di 5 minuti alla fine del primo tempo, attenzione a questa azione prolungata degli ospiti con Fiazza, pensa per un attimo al tiro, servizio poi per Marco Tremolada, ora il 33 di Seregno, altra conclusione, Moncalieri respinge, conclusione di nel numero 17, se non ho visto male, di Luca Tremolare, capitano, e arriva anche il time out, il primo di Modena, per spezzare un po' il ritmo di Seregno che in effetti sì, ha aumentato il ritmo negli ultimi minuti. Assolutamente, qui secondo me è ottima decisione quella di spezzare il ritmo con un time out, perché Seregno adesso sta proprio arrivando al tiro, alla conclusione tante volte, è molto aggressivo nella fase offensiva, quindi corretto un time out, secondo me molto intelligente, proprio per dare indicazioni e far prendere una boccata d'aria che non fa mai male Certo. ai ragazzi di Roberto Crudeli. 4 minuti e 55, cosa serve in questo rush finale del primo tempo per Modena per cercare almeno di riagguantare la parità? Guarda, mi viene molto facile dirlo, perché ovviamente gli spettatori potrebbero dire che dico delle ovvietà, però secondo me servirebbe molto un episodio proprio a favore ovviamente di Modena, per fargli anche riacquisire proprio tutta la concentrazione che magari negli ultimi secondo me 5 minuti è venuto un po' meno, quindi proprio ci servirebbe un episodio, diciamo, a favore dei giallo-blu, per tornare un po' più in partita, secondo me. Ci prova ora Modena con Pochettino, poi De Pietri, interviene Reggio e quindi Seregno nuovamente in fase offensiva con Fiazza, poi Tremolada,
scambiano i due Tremolada, poi Chirino, attenzione al 44 di Seregno, sempre molto veloce e imprevedibile. Ancora Tremolada, interviene Pochettino che in qualche modo fa ripartire l'azione dell'Amatori, servito poi Barbieri, cerca supporto, lo trova in De Pietri, poi Amy, ancora Amy, azione personale, Amy, ancora Peter Amy, costretto a ripartire da De Pietri, ancora il 17 dell'Amatori, che prova ad andare alla ricerca del varco giusto, ancora De Pietri dietro la porta, poi il tocco, intervento, questo su veramente Barbieri, intervento monumentale, potremmo di rivederlo, Reggio. ma Secondo Reggio me veramente ottimo, veramente una parata bellissima. rischia qua De Pietri, mamma mia, qua ha rischiato proprio una ripartenza davvero micidiale attenzione, di Seregno Modena. sbaglia qui però Pochettino, forse un po' di confusione in pista con Modena che ha rischiato, prova ora De Pietri, si apre il varco, Reggio attento e respinge. Qua è stato dato un tiro di rigore per Modena. C'è stato un intervento, non so se abbiamo modo di rivederlo, qua c'è stato un intervento giudicato scorretto dall'arbitro, vediamo. Sì, è praticamente... diciamo che sì, l'intervento è stato dato perché il giocatore si è trovato a metà tra l'essere per terra e l'essere non per terra, e ha intercettato la conclusione di De Pietri, quindi l'arbitro in questo caso ha deciso di punire Seregno con un tiro di rigore. Forse un po' generoso, dai, diciamo così. Parlavo di un evento poco fa. Eccolo. Questa è sicuramente un'occasione molto importante per riaccendere la lampadina. Anche per cercare di rimediare a qualche errore. Certo. Non solo in questa partita, ma penso anche ai rigori, ai tiri, insomma, in cui Modena non sempre ha colpito. Vedremo se ci sarà modo di cambiare questo trend. Con Amy contro Reggio. Si attende il fischio dell'arbitro, che arriva adesso, va Amy e il pareggio di Modena, il 2-2 dell'Amatori quando mancano 3 minuti e 04 alla fine del primo tempo. Lo rivediamo nel replay, la firma del capitano, 2-2 glaciale, Peter Amy che non lascia scampo a Leonardo Reggio, e quindi quando mancano, lo ripetiamo, poco più di 3 minuti Modena trova la parità. Parlavi dell'episodio, c'è stato e Modena l'ha sfruttato. No, esatto, fa anche rima. esatto. No, molto pragmatica Modena in questo caso, da sottolineare che è proprio una delle sue specialità di Peter Amy, quella di avere un tiro particolarmente potente. È stato davvero glaciale, un rigore secondo me impeccabile, quindi 2-2 sul tabellino. Quello che serviva a Modena è arrivato e sono stati assolutamente cinici. Prova a reagire subito Seregno, che era avanti 2-0, ora siamo 2-2. Azione di Chirino, poi Tremolada, c'è una deviazione, Modena che ora ha l'opportunità addirittura di attaccare, arriva la parata di Reggio, e poi il contrasto tra Fiazza ed Amy. Altro episodio, cartellino blu nei confronti del numero 3 di Seregno, che non è tanto convinto della decisione da parte dell'arbitro. Vediamo se abbiamo modo di rivederlo. Qua purtroppo la videocamera esatto, nel punto peggiore per la videocamera, che vediamo. Eccolo da questa angolazione. Questo sì, mi viene da giudicarlo un blu sicuramente abbastanza generoso. Abbastanza generoso in questo caso, perché si tratta di un contatto molto regolare, molto normale in questo sport. Un contrasto di gioco. Però insomma Modena che ha un altro episodio. Questa volta è Barbieri. Attenzione a Barbieri. Gli dice di no però Reggio.
Seregno che, lo ricordiamo adesso, però è in inferiorità numerica, prova a far passare dei secondi importanti. Tremolada non ci riesce, o comunque ci è riuscito nel far passare qualche secondo importante per la sua squadra. Modena però ora nuovamente in attacco. Sì, in questo scenario ogni secondo conta, quindi Sì. sono abbastanza tranquillo nel dire che ha fatto un buon lavoro per quanto lo riguarda. Da sottolineare anche assolutamente la bellissima parata che ha fatto sulla punizione di prima Leonardo Reggio su Lo Ettore rivediamo qui Barbieri. nel replay. Sì, molto bravo. Qua sicuramente ha cercato un gioco di prestigio Ettore Barbieri con l'alza e schiaccia anche abbastanza alto, diciamo, ma neutralizzato veramente in ottima maniera da Reggio. Occhio Sbaglia qua. qui Barbieri, ci prova Seregno con Pasquale. Questi purtroppo sono tutti secondi regalati di power play che è meglio sarebbe meglio ovviamente gestire nel migliore dei modi. L'arbitro parla con il numero 2 su cui è stato Enea Pasquale, su cui è stato commesso fallo pochi istanti fa. Sì, forse qualche lieve protesta, l'arbitro ci ha tenuto subito a chiarire di cessarle al più presto. Quindi Seregno che ha l'opportunità di far passare altri secondi importanti, perde qui il possesso e può ripartire Modena con Amy, poi Pochettino. Amy, la conclusione, c'è una deviazione, interviene il capitano di Seregno, Luca Tremolada, che sfrutta il proprio fisico per far passare secondi. Ottima gestione di Seregno. Qua assolutamente lodevole. Molto bravo il capitano sì, di Seregno. Sì, davvero. Non so quanto sia rimasto a Modena di superiorità numerica, ma sicuramente non tantissimo. Vediamo se Modena riesce a sfruttare questi ultimi secondi. La palla resta lì, non riesce De Pietri nel tocco, e poi ancora altra azione con Chirino che viene però fermato. Ancora Chirino, non gli viene tolta la palla, forse neanche per sbaglio. Bravo qui invece Barbieri. Ecco, no, ha finito il power play e si torna in parità numerica. Mancano di fatto pochissimi secondi anche alla fine del primo tempo. Vedremo Modena se avrà l'ultima occasione. Ci prova ora Amy e finisce qui il primo tempo di Modena Seregno 2-2. Seregno che era avanti 2-0, Modena però ha reagito e ha ritrovato la parità, e quindi vi diamo appuntamento al secondo tempo, ricordandovi che il primo tempo è terminato 2-2 e quindi a tra poco.
Ben ritrovati nuovamente dal Pala Roller di Montale, dove sta per iniziare il secondo tempo di Modena Seregno. Si attende il fischio d'inizio dell'arbitro che arriva adesso e quindi si riprende a giocare con il primo tempo che è terminato 2-2. Seregno che era avanti 2-0 con le reti di Chirino e Fiazza. È arrivata la reazione di Modena con le reti prima di Barbieri e poi di Eimi su rigore. Quindi 2-2, inizia subito forte Modena in questo secondo tempo, alla ricerca di una vittoria che sarebbe molto importante per morale e classifica, sia per allontanarsi dalle zone calde ma anche per provare a sognare qualcosa in più. Possesso palla perso però da Modena, con Seregno che può ripartire e imbastire la prima manovra offensiva di questa ripresa con questa azione con Chirino, il tocco verso Pasquale, poi Tessarolo numero 7, il tocco verso Fiazza, poi Pasquale numero 2 di Seregno, prova l'azione personale, il tiro, c'è una deviazione. De Pietri dice l'ho toccata io, si era vista anche insomma in presa diretta abbastanza netta la deviazione. Ancora Seregno in attacco, pochi secondi a disposizione con Chirino, azione personale, poi il tiro con la porta che si era anche spostata. Azione veramente molto pericolosa qua di Seregno, che anche se ho visto che è arrivato il fischio da parte dell'arbitro, forse palla alta. Sì, palla alta. Comunque azione molto pericolosa qua di Seregno, al di là del fischio arbitrale. Prova a rispondere Modena con De Pietri, poi Pochettino, Eimi, davanti il capitano di Modena, poi Barbieri, Pochettino, prova l'azione personale il 29, arriva alla conclusione, Reggio in qualche modo respinge e poi perde una brutta palla De Pietri, si prova Pasquale, Moncalieri attento, ancora il numero 2 in possesso dietro la porta di Moncalieri, cerca supporto Pasquale, tocco per Chirino, ancora il 44, poi Tessarolo, davanti il 7 che viene fermato da capitano Eimi. Bell'intervento, ottimo intervento. Poi Pochettino, il tiro, Reggio respinge, ancora Modena, Barbieri, c'è un contrasto, fischio dell'arbitro. C'è chi chiedeva dagli spalti il blu. Sì, questo è un intervento abbastanza al limite. Probabilmente l'arbitro ha deciso di non punire con un'espulsione temporanea. Vediamo, questa è l'azione invece, esatto, col tiro di Pochettino. Magari per la decisione più leggera presa prima, assegnando l'altro blu. Si pulisce il sudore sulla pista del Pala Roller. E tra poco Modena avrà una buona occasione. Vediamo se ci sarà, sì, ci sarà probabilmente il tocco verso Pochettino, poi passaggio non tanto preciso verso De Pietri, ancora Pochettino, Reggio respinge, ancora Pochettino, palla a lato, doppia occasione per il 29 di Modena che poi vi ferma Tessarolo, ancora Pochettino, palla che non passa, però ancora Pochettino, Reggio dice di no, palla che resta lì in maniera molto pericolosa. Pasquale poi fa ripartire l'azione di Seregno, c'è un contatto, l'arbitro lascia correre
Sì, Quindi grande aggressività qua di Modena che cerca proprio è iniziato sicuramente col piglio giusto. Sì, no, esatto. Anche sto vedendo anche un Seregno leggermente più pacato nella costruzione anche della manovra rispetto al primo tempo, che è partito in modo molto più frenetico, quindi per ora Modena sicuramente positivo. Pochettino scambia con Barbieri, ancora Pochettino, palla in mezzo, non riesce però nel tocco vincente Barbieri, bravo però a recuperare subito palla, passano però i 5 secondi e quindi Seregno che recupera. Stavo guardando Crudeli particolarmente arrabbiato in panchina, evidentemente, ma come è giusto che sia, c'è ancora qualcosa da sistemare. Altra conclusione, Moncalieri respinge il tiro di Chirino, poi per poco non rischia grosso qui Modena. Sì, esatto, qua ha rischiato abbastanza, stava per rischiare abbastanza grosso, dai, mettiamola in questi termini. Prova ad attaccare Seregno ora con Pasquale, il tocco verso Tessarolo, in avanti il 7 di Seregno, poi nuovamente nei pressi di Pasquale, perde palla qui Seregno con Barbieri che però spreca tutto e anche qui insomma qua veramente aveva fatto un bellissimo recupero di palla con una ripartenza fulminea Ettore Barbieri che però è stato anticipato, visto che insomma quindi non so se si può rivedere, ma Barbieri è stato anticipato e quindi è stato bravo evidentemente il difensore di Seregno. Sì, esatto. Peccato qui con Barbieri che non passa, ancora Seregno, conclusione di Pasquale, Moncalieri attento, siamo già dalla parte opposta con Amy, Reggio dice di no 2 volte, entrambe su Peter Amy. Bell'intervento, fioccano le occasioni qua. Ora sì, qua adesso si stanno vedendo tantissime occasioni, anche perché in questo momento forse la difesa di Seregno a essere più scomposta, come lo era magari nel primo tempo la difesa di Modena. Qua adesso Modena ovviamente no, è riuscita a rientrare con una buona concentrazione difensiva. Vedo Seregno un po' più scomposto a livello difensivo. Prova a ricomporsi ora in fase offensiva Seregno con il tiro di Tessarolo, c'è una deviazione e quindi Seregno che può restare ancora lì nei pressi. Intanto la conclusione di Barbieri, lo stesso Barbieri ancora ad andare in avanti, poi il tocco verso De Pietri, ancora Reggio, uno dei protagonisti di questo match sicuramente, il portiere di Seregno. Questo è veramente un intervento, attenzione se con Pochettino arriva il fischio dell'arbitro. Modena recupera subito con De Pietri, poi Barbieri, non c'è un attimo di sosta. In questi istanti proprio chiamato in causa veramente tante volte Reggio, che ha risposto in modo eccellente a tutte le occasioni di Modena, quindi assolutamente importante lodare il portiere di Seregno che sta tenendo il risultato in equilibrio. Rivediamo nuovamente il replay, bella l'azione di Pochettino e bravo altrettanto Reggio. Assolutamente. E quindi time out richiesto ottenuto da Seregno. Con un pannello pubblicitario secondo me che è da mettere a posto, infatti si era fermato il gioco, l'aveva fermato De Pietri e quindi è arrivato anche lo stop del gioco. 19 minuti e 13 alla fine del match, 2-2. Cosa può succedere secondo te? Ma qua secondo me siamo in una situazione di equilibrio, ma che sarà secondo me veramente molto precario. Cioè, sono abbastanza sicuro che fra poco una delle due formazioni, non riesco a metterci la firma sul fatto che andrà in gol, però sono abbastanza sicuro che per la moltitudine di occasioni che si stanno vedendo sicuramente è un risultato abbastanza precario, e in questi momenti che è importante per Modena mantenere alta la concentrazione, far sì che
tutto quello di negativo che c'è stato nel primo tempo, diciamo, venga rimpiazzato da questo inizio di secondo tempo che secondo me posso dire decisamente di qualità maggiore. Assolutamente sì. Purtroppo c'è questo trend negativo di queste ultime due partite di Modena che le prime fasi del primo tempo, in particolare nella scorsa partita, tutto il primo tempo mi viene quasi da dire, in grande sofferenza, e poi con un recupero che questa volta fortunatamente è arrivato già nella prima frazione di gioco. Tanto il gioco non riprende, c'è da mettere a posto. Sì, ci sarebbe molto pericoloso continuare a giocare con potenzialmente delle scaglie del Su un pannello coltellone. pubblicitario. Esatto, no, assolutamente, assolutamente Meglio importante. evitare. Esatto. In attesa che si riprenda ti chiedo, i falli insomma non sono tantissimi, sono 5 in totale, uno commesso da Modena, 4 da Seregno, una partita comunque molto corretta. Quel 4 lì da parte di Seregno secondo te potrebbe aumentare oppure è dura in 19 minuti? Ma allora, secondo me in 19 minuti ci sono tutte le carte in regola per poter arrivare a dei tiri diretti assolutamente, dati appunto dal 10° fallo. Finora si è vista una partita corretta fortunatamente, perché naturalmente preferisco dare spazio allo sport piuttosto che a cose che non hanno niente a che vedere con lo sport. Sicuramente c'è tutto il tempo mi viene quasi da dire, questo forse è un po' azzardato, che c'è tutto il tempo anche volendo per Modena per poter arrivare potenzialmente a 10 falli, perché 19 minuti nell'hockey su pista sono assolutamente un'eternità. Qua vediamo, dopo questo lungo stop di gioco, sicuramente anche come si riprenderà, perché, esatto. Non dico che come in intervallo, ma insomma sì, poco siamo ci sta fermi, mancando, secondo me, da 2 o 3 minuti, compreso sì. il time out. Sì, assolutamente molto utile per tutte e due le formazioni, per fare un attimo mente locale e rilassare un attimo gli animi e poter riprendere, diciamo, con tutte e due la concentrazione più alta, di certo. Tanto si sta procedendo a mettere a posto, è un lavoro non di breve durata. Sì, ho visto lo squarcio nelle tabelle pubblicitarie era veramente grosso, quindi ci vorrà qualche minuto probabilmente. Tanto ricordiamo il risultato, anche se lo vedete bene in sovraimpressione. Mancano 19 minuti e 13, in questi primi 6 minuti non ci sono stati gol e tutte e 4 le reti segnate sono arrivate nel primo tempo, con Seregno avanti 2-0 con le reti di Chirino e Fiazza, a cui hanno risposto prima Barbieri e poi Eimi. Si riprende finalmente con il possesso che torna a favore di Modena, con Pochettino che va in avanti da Barbieri, poi ancora Pochettino, attacca il numero 29, ora dietro la porta di Reggio, costretto poi a ripartire da Barbieri. Conclusione. Bello intervento di Pasquale, che ha fatto in modo di deviare completamente la traiettoria. Era già scaduto il tempo, ci ha provato però comunque De Pietri, non si sa mai. Riparte Seregno con Fiazza, c'è il tiro ma c'è anche una deviazione e quindi Seregno che può restare nei pressi della porta di Luca Moncaglieri, una squadra che resta sempre pericolosa, quella ospite, che manovra ora con Tessarolo, poi Fiazza, ancora Fiazza, autore del gol del momentaneo 2-0, poi scambiano Chirino e Tessarolo, ancora Chirino che rischia di perdere il possesso, non lo ferma nessuno, il numero 44 di Seregno semina il panico e poi la conclusione. Altro tiro, Moncaglieri dice di no, attenzione questa potenziale occasione con De Pietri, palla in mezzo, non trova però nessun compagno, ancora Modena, si lotta, bravo qui De Pietri, fa ripartire la manovra dell'Amatori con Eimi, poi Barbieri, Pochettino,
si apre un varco, non riesce però nel controllo De Pietri, ancora bravo Pochettino a lottare con Tessarolo, esce vincitore però il 7 di Seregno, e poi Chirino rischia qualcosa, perde il possesso, ancora De Pietri, Pochettino cerca di alzare il ritmo Modena per cercare la via del gol che completerebbe la rimonta, un po' come in Coppa Italia, sperando non finisca nello stesso modo. Tessarolo in avanti, numero 7 di Seregno, si apre un varco, Moncalieri dice di no, e quindi ancora Modena, ora con calma però Pochettino attende il movimento dei suoi compagni, servito De Pietri, ancora De Pietri, azione personale, poi Amy, in avanti il capitano, la palla resta lì, Reggio respinge la minaccia, siamo già dalla parte opposta. Bellissimo bravo intervento, qui bellissimo Barbieri intervento. ad evitare i guai peggiori, ancora Barbieri che trasforma l'azione da difensiva in offensiva, ancora Barbieri, bravo il 31 di Modena, altrettanto bravo Reggio a dirgli di no, ancora Barbieri, c'è un contrasto, non protesta particolarmente il 31 dell'Amatori, e quindi azione di Modena che prosegue. Qua veramente Barbieri scatenato, risponde puntualissimo Reggio in un modo davvero eccezionale, perché è L'ha stato fatto tutto complicato. bene. Esatto, molto complicato qua la risposta. Vediamo cosa, qua c'è un giocatore di Seregno Gioco a terra. fermo, lo rivediamo in replay, mentre è entrato, è rimasto a terra Fiazza. So qui se ci poteva essere forse un contrasto, infatti da presa diretta mi sembrava ci fosse, l'arbitro però ha lasciato correre, lo rivediamo, sinceramente sembrava ci fosse fallo e forse anche un cartellino, resta il fatto che non è stato fischiato nemmeno fallo, e quindi si gioca 16 minuti poco meno alla fine del match, scorre il tempo, ci prova Modena con Amy, Seregno invece cerca di difendersi e di ripartire, De Pietri trova il varco, arriva alla conclusione, la palla resta lì, Amy non riesce a ribadire in rete, ancora Modena con Barbieri, poi Amy, attenzione Amy, c'è una deviazione, nulla da fare per l'Amatori, attacca ora Fiazza, è da solo contro 3 giocatori di Modena, perde il possesso, va Barbieri, non riesce però il tiro, Pasquale, bravo Pochettino, altra azione offensiva di Modena, Pochettino, poi Amy, bene in questo frangente la difesa dell'Amatori, De Pietri, ancora il 17, il tocco verso Barbieri, attende il movimento di qualcuno, trova Pochettino, tiro di Pochettino, altra deviazione, il più lesto di tutti ad arrivarci è Amy che però perde palla, bravo in un secondo momento a recuperarla nuovamente, ritmi alti. Sì, assolutamente. Modena ci sta provando. Esatto, no, Modena qua proprio... qua non si è accorto, probabilmente non ha sentito le steccate continue di Moncalieri per avvertirlo della fine dei 45 secondi. No, tornando a Modena qua, veramente... Secondo fallo commesso da molta più concentrazione a livello offensivo e anche a livello difensivo, quindi in questo frangente posso dire solo cose positive di Modena, assolutamente. Prova a rispondere Seregno, c'è una conclusione, c'è un muro però lì davanti a Moncalieri, ancora Seregno con Fiazza, poi Tessarolo, fischio dell'arbitro. Sì, corretto, qua diciamo Samuele De Pietri ha quasi un po' avvolto il terzo giocatore. fallo, se non sbaglio, di Modena. Sì. Ne ha commessi 2 nel giro di pochissimo, per quello che parlavamo, insomma è imprevedibile da questo punto di vista. 3 i falli commessi da Modena, 4 quelli commessi da Seregno, che attacca ora con il numero 30 Vaghi, poi Fiazza, Moncalieri non ha problemi e respinge, attacca ora Modena con De Pietri, Barbieri, poi Amy,
ancora Pochettino, De Pietri, il tiro, Reggio ancora una volta dice di no. Molto potente ma centrale come tiro. Ci prova nuovamente Modena con De Pietri, viene fermato però da Fiazza, interviene Barbieri, si lotta su ogni possesso, riparte Seregno. Fiazza, Pessarolo, Pasquale, tanto time out richiesto da Modena. Al prossimo stop ci sarà il time out dell'Amatori. Sale il grido del pubblico, arriva anche il fallo di Modena e quindi 4-4 il computo dei falli. Time out richiesto e ottenuto da Modena a 12 minuti e 47 dalla fine del match. Il risultato non si schioda, 2-2. Rivediamo intanto l'azione con Barbieri protagonista, numero 31 dell'Amatori. Qui ha cercato un gioco di prestigio per anche andare a portare avanti Modena. Qua sicuramente risposta molto positiva di Reggio, che si fa trovare pronto. L'altra cosa da sottolineare su Reggio è assolutamente la sua, veramente una bellissima spaccata, come anche fondamentale proprio del portiere, che è un fondamentale molto importante, e qua ha veramente fatto una spaccata molto bella per riuscire a neutralizzare Barbieri. Tanto il tabellone è tornato a 19-13, ma non mancano 19 minuti e 13, ne mancavano 12:47 se non sbaglio. Vorrei aver visto male, ma infatti si sta tornando. Sì, sta tornando indietro manualmente. Sta facendo passare il tempo in maniera manuale. Qualche intoppo. Sì, diciamo forse è stato toccato qualche tempo. tasto. Ah sì, ci segnalano anche i falli perché siamo a 7-4, ma eravamo 4-4. 4-4. 3 falli in un solo colpo. No, 4-1, mi sembrava un 7, in realtà è un 1. Quindi bisogna arrivare a 12:47 se non sbaglio e poi falli 4-4. Se fossimo in uno sport con dei tempi di recupero, qua ci sarebbe sicuramente un tempo di recupero molto Per alto. fortuna il tempo tra effettivo, balaustra, esatto, tra balaustra aiuta. e questo inghippo, sicuramente ci sarebbe un recupero infinito. Penso soprattutto al calcio, che immagino esatto. i fischi. Quindi piano piano si sta arrivando a 12:47, esatto. E quindi si ricomincia con Tremolada in avanti, nel mentre è rientrato in pista anche Malagoli al posto di De Pietri per far riprendere un po' il 17 di Modena. Ancora l'Amatori, conclusione di Barbieri, Reggio dice ancora una volta di no. E quindi ancora 2-2 con Seregno che spreca un po' questo possesso. Subito Pochettino, c'è un contrasto con Fiazza e poi non riesce nel tocco Barbieri. Modena però è ancora lì che insiste con Amy, il capitano di Modena, cerca il varco, viene però fermato da Fiazza. Attenzione, 2 contro 1, viene fermato. Ancora altra occasione per Modena, 2 contro 1, non riesce però il tocco di Malagoli, non era semplice. Peccato, c'è stato un susseguirsi di occasioni che poteva essere finalizzato da Modena. Occasioni, sì, esatto, di potenziali occasioni che sono state intercettate da una squadra e dall'altra
in successione. Tiro di Amy, Qui palla al lato. molto affrettato forse. Provato il tiro a sorpresa. Ancora Seregno in possesso con Tremolada in avanti. Ora il 33 prova l'azione personale, arriva il fischio dell'arbitro, non so se ci poteva stare qualcosina in più del semplice fallo. Qua Ci ha proprio un po' pensato, la sì. sensazione è stata quella. Vediamo un attimo. Rivediamo. Sì, tra l'altro qua fuori area di pochissimo, credo che l'arbitro non abbia deciso di punire con un rigore proprio perché diciamo che è stato proprio il giocatore di Seregno che ha tentato la penetrazione in quel modo e quindi non mi vengono in mente molti interventi che non portano alla caduta di un giocatore, diciamo quando uno proprio cerca un alzo e schiaccia di questo tipo, quindi secondo me è corretta la decisione di non cambiare il corso di una partita per un episodio di questo tipo da parte dell'arbitro. Seregno in avanti con il tocco di Tremolada. Pochettino è il più lesto di tutti ad intervenire, ancora Pochettino, azione personale, se la allunga forse un po' troppo. Ancora Pochettino che resta lì dietro la porta di Reggio, prova l'azione personale, poi riparte da Barbieri, poi Amy, ancora Amy dietro la porta di Reggio, ancora Amy, poi Barbieri. Attenzione al 31 in mezzo per Amy, non arriva però preciso all'appuntamento con la palla e poi non riesce il passaggio verso Malagoli che comunque resta in possesso con un rimpalle, un po' di fortuna, ma stava per rendersi pericolosa. Nulla da fare, riparte Fiazza, poi Vaghi, Tremolada, scambiano i due Tremolada. Scusate, a 9 minuti e 50 dalla fine del match. Ancora Luca Tremolada, il capitano, perde palla, poi attenzione a Barbieri, non riesce a concludere Malagoli, Pochettino non riesce però Modena a sfruttare una buona occasione, ne ha avute tante in questo secondo tempo, è mancato un po' di cinismo, ci prova ora Barbieri. Reggio gli dice di no e quindi riparte il 3 di Seregno. Fiazza un po' nel vuoto perché perde palla, attenzione a Malagoli, ha cerchiato, sbaglia il passaggio. Sono sicuramente... Attenzione a questa azione, la rete di Tremolada, numero 33, Marco Tremolada, riporta avanti Seregno. La rete del 3-2, ha fatto tutto da solo il numero 33, quando sembrava che Modena potesse ritornare avanti, andare avanti insomma per la prima volta in questa partita. Seregno ha colpito. Ero assolutamente pronto per dire che nel secondo tempo secondo me il protagonista di Seregno è stato fino adesso il suo portiere, però questo episodio quando ha spezzato... non sei cinico e non sì. Questo episodio ha spezzato completamente l'equilibrio, quindi niente, è successo tutto da questo episodio. Comunque importante sottolineare che ha fatto un bellissimo gol Marco Tremolada, scusate, che sono due fratelli, Luca che è il capitano e Marco, sì, no, è importantissimo sottolineare e tessere le lodi di Tremolada perché ha fatto un gol bellissimo che ha trovato l'incrocio dei pali in un dribbling a tu per tu col portiere, quindi giustamente è stato cinico e giustamente Seregno si trova in vantaggio. Che per chi segue anche il calcio a Modena, insomma, non ha segnato Luca Tremolada, che è il giocatore del Modena che adesso è ad Ascoli in Serie C. Insomma, Tremolada rievoca comunque buoni ricordi perché Luca Tremolada, calciatore, insomma, ha fatto parte del Modena. Attenzione, qui mi ero un po' perso, sbagliato qui De Pietri, finiremo questo discorso dopo. Attenzione ancora Seregno, lo stesso Tremolada pericolosissimo.
la voce di Luca tremolare, però insomma è meglio parlare di hockey. Sì, assolutamente, no, è sicuramente un piacevole aneddoto, no, qua molto importante che Modena, secondo Anche me, qui bravo Reggio. assolutamente, però Modena si sta un po' scomponendo nella fase difensiva come ha fatto durante il primo tempo, quindi durante questo secondo... altro tiro, sorta di Chierino, Moncalieri mantiene viva Modena, Amy, Barbieri, c'è un contatto, sinceramente non so cosa, però non protestano più di tanto i giocatori di Seregno. Qua Anche per terra, rivediamo il replay, sembrava sinceramente niente di punibile. Intanto rimane a terra il capitano di Seregno. C'è l'aggancio del capitano. È stata una situazione rocambolesca. Purtroppo il capitano di Seregno ha ricevuto un pattino in faccia di Barbieri, tra l'altro. Non so se avete avuto modo di vederlo nel replay. Sì, magari lo rivediamo nuovamente. Sì, infatti è lì perché quando Barbieri è caduto ed è stata segnata il tiro di rigore, guardate, c'è il pattino di Barbieri che con la griglia ha colpito in faccia il capitano del Seregno, quindi assolutamente... non una bella sensazione. No, certo. Speriamo che si riprenda a breve, perché questo è veramente un brutto colpo. Certo, la piastra del pattino, che sicuramente è solitamente, scusate, fatti in materiali metallici, a volte in materiali sintetici, ma comunque durissima, quindi poi è sfortunatissimo il capitano, che e il oltretutto... ghiaccio insomma sulla testa del capitano, Luca esatto. Tremolada. E quindi gioco nuovamente fermo questo secondo tempo con tante interruzioni. E quindi quando si riprenderà comunque a 8 minuti e 07 dalla fine del match. Ok, dai, si è rialzato intanto. Per fortuna si è rialzato Tremolada, quindi è stato un brutto colpo di certo, però nulla di troppo grave, per fortuna. Vediamo se qua c'è anche stato forse prima il time out. Sì, ci sarà prima il time out richiesto ed ottenuto da Seregno, che lo ricordiamo è avanti 3-2. Qua è importante che Modena, qua è assolutamente cruciale che Modena sfrutti l'occasione che gli è stata data da quest'ultima situazione, veramente cruciale. Con 3 minuti, no scusate, 8 minuti e 07, sì, scusate l'errore. No, è importantissimo comunque riportarsi in partita, proprio perché prima del terzo gol di Seregno ho visto veramente un Modena molto, molto convinto, anche molto ordinato nella costruzione di gioco. È andato un po' a corrente alterna, diciamo esatto, e purtroppo l'evento del gol di Seregno ha spezzato completamente il ritmo. E quindi sarà Amy di nuovo sul contro dischetto. Reggio. Si attende il fischio dell'arbitro, è un'ottima occasione per Modena per ritrovare nuovamente la parità. Vediamo se sarà freddo e glaciale il capitano dell'Amatori come nella prima frazione di gioco. Si attende il fischio dell'arbitro. Va Amy e la rete di Peter Amy, ancora la firma del capitano. 3-3 al Pala Roller di Montale. Rivediamo il replay, glaciale il capitano e l'esultanza di Peter Amy, maglia numero 19, ci voleva. Assolutamente, poi come dicevo, secondo me uno specialista di questa tipologia di momenti. Ha tirato nuovamente un rigore eccellente nel posto più difficile per un incolpevole Reggio, che qua non può nulla con un rigore di questo tipo.
veramente super cinico, glaciale Amy. Tanto gioco ancora, Gioco nuovamente fermo. forse per verificare ancora le condizioni del capitano di Seregno, direi Luca Tremolada, no? Sì, Luca sì, Tremolada sì. che è in panchina, sì, forse semplicemente Luca Tremolada. Sì, credo per lo stesso motivo è sopraggiunto il medico nella Riprende panchina il di gioco Seregno. comunque con Seregno Sì, subito al tiro, bravo qui Luca Moncaglieri. subito pericoloso. Chirino ancora in avanti, palla a lato, Seregno che ha sfiorato subito il gol del 4-3. Siamo però dall'altra parte con grandissima parata di Reggio su Amy, Ah, bellissima questa. Questa qua si trovava in parata pantaglia. salva risultato. Esatto, si trovava in pantaglia. Reggio che è la posizione appunto in punta, sulla punta dei due pattini, si è Attenzione allungato a questa benissimo. azione di Modena con Amy Ah. che non riesce però a concludere, potenziale occasione, altro tiro, la palla si impenna, peccato, Modena ha avuto l'occasione per passare per la prima volta avanti Due in occasioni. questo match. Non so se avremo modo di rivedere, però insomma Modena che dovrebbe cercare di essere più concreta e cinica. Chiaro che è facile dirlo da qui, un conto è scendere poi in pista e colpire, come vedremo in questi 7 minuti che restano. Sicuramente, cambierà il risultato sicuramente se le occasioni continuano ad essere di questa qualità, cioè nel senso di questa pericolosità, ci sono tutte le carte in regola anche per Modena per rendersi, cioè per portarsi avanti, ecco. Vediamo. Vediamo qua l'ultima occasione con Barbieri che non riesce a ribadire verso la porta di Reggio la conclusione di Pochettino. Riparte nuovamente Seregno, scorre il tempo, meno di 7 minuti, tiro di Fiazza, per poco non perde palla, serve invece Chirino, poi Vaghi, palla in avanti un po' nel vuoto e quindi Modena che può nuovamente ributtarsi in avanti con il tocco di Pochettino per Amy. Ancora il capitano, servizio verso Barbieri che non riesce però a girarsi. 5 secondi difensivi, cambio di possesso. E poi sfiora il gol Chirino. Attenzione ancora Seregno che in qualche modo aveva avuto un'altra grande occasione, poi Pochettino, azione personale, fischio dell'arbitro e quinto fallo di Seregno, 5-5, tutto in parità, sia il risultato che i falli. Vedi quando parlavamo nel frangente in cui stavano riparando la balaustra dei falli, c'è stato un completo ribaltamento, era addirittura il sesto Esatto, fallo del Modena. da Modena. Quindi non è tutto in parità. Esatto. Tiro di Pochettino, palla che si impenna, c'è stata però una deviazione e quindi Modena che può restare nei pressi della porta di Reggio. 6 minuti e 6 secondi alla fine di questo match, 3-3 il risultato, permane la situazione di parità. Prova ora De Pietri che si gira, Reggio ancora una volta dice di no, attenzione a Vaghi, la palla per poco non entra. Attenzione, c'è stato con un giocatore di Modena che resta a terra, si tratta di Pochettino e Chirino praticamente in porta. Sì. Situazione rocambolesca, no? Per fortuna nessuno si è fatto particolarmente male. Sì, tutti e tre, Pochettino, Moncaglieri e Chirino in porta, ma per fortuna di Modena la cosa che conta di più che non sia entrata è la palla. Esatto. E quindi, però insomma Seregno quando attacca è una squadra sempre molto pericolosa, lo sta dimostrando. Attenzione a Modena con Barbieri che perde però una palla sanguinosa, attenzione a Tremolada, il tiro ancora Modena con De Pietri, viene fermato anche lui.
non c'è un attimo di sosta, attenzione a Chirino, viene in qualche modo fermato da Barbieri o comunque rallentato. Fiazza, il tocco verso Tremolada, poi Chirino, Vaghi, tenta di Seregno, salta De Pietri, non salta però Amy, arriva una mezza conclusione, può ripartire Modena con De Pietri per il 17 dell'Amatori, poi Amy, Barbieri, rischia di perdere palla, serve comunque Pochettino, Barbieri, prova ad aumentare i ritmi Modena, Pochettino non riesce a concludere, De Pietri, palla che resta lì, Barbieri non riesce a girarsi, attenzione a questa È stato azione bloccato di molto bene. Seregno con Chirino, Moncalieri respinge, può succedere di tutto, ci prova ora Modena, 4 minuti e 30 alla fine, Pochettino rischia ma serve De Pietri, poi la palla che per poco non beffareggio, attenzione a Fiazza, Moncalieri respinge, ancora il 3 di Seregno in possesso, poi Tremolada. Qua stiamo entrando nella fase della partita in cui gli schemi e le tattiche vengono un po' meno. Adesso sì, è facile che in questo momento, in questi ultimi momenti Tanto di partita 6-6 falli, torniamo in parità anche lì. E torniamo in parità anche lì, no? È molto probabile che in questi ultimi frangenti di partita si troveranno le potenziali azioni per portare a casa volendo i 3 punti, se non dovesse rimanere in questo stato di pareggio, che secondo me è molto precario, vista Sì. l'intensità alta da tutte e due le parti. Ci prova Seregno con Chirino, il tocco verso Fiazza, poi Tessarolo che nel mentre è entrato in pista, attenzione a Tremolada, Moncalieri respinge, Modena aveva concesso lo spazio a Tremolada, Moncalieri però ha detto di no, contrasto, niente da dire per l'arbitro, altra conclusione, un po' di confusione ora con Seregno, Chirino sfiora il gol, Tiro veramente violento e insidioso quello da parte del 44 di Seregno, Mattias Chirino, che per fortuna di Modena non ha colpito. Palla a 2 vinta da Modena, siamo già dalla parte opposta con De Pietri, attenzione a De Pietri, cade per terra, nulla per l'arbitro. Sì, non no, protesta assolutamente, nemmeno no, De corretto. Pietri, altra conclusione, attenzione, la palla resta lì e arriva il gol di Seregno da parte sempre di Marco Tremolada, maglia numero 33. Rivediamo il replay, tiro di Fiazza, con un po' di fortuna Seregno ripassa avanti e a 2 minuti e 47 per Modena è durissimo. Sì, qui purtroppo c'è stata una grossa disattenzione che ha permesso a Tremolada indisturbato di recuperare la respinta di Moncalieri, trovandolo ovviamente in una situazione di estremo svantaggio per il portiere perché si trovava letteralmente a terra, e quindi bravissimo qua Marco Tremolada a battere Moncalieri che si trovava nella posizione più sfavorevole. Un gol che mi viene da dire molto a causa della disattenzione difensiva di Modena. Attenzione a Modena con De Pietri, sbaglia tutto però De Pietri. Bellissimo E intervento allora di attenzione Reggio. a Seregno che può chiuderla, Moncalieri però non ci sta. Bellissimo l'intervento di Reggio 2 un attimo minuti, poco più, ha avuto una grande occasione De Pietri esatto. per evitare quello che sarebbe un KO bruttissimo per Modena che però è sotto a meno di 2 minuti dalla fine. Prova Tremolada a far scorrere il tempo, il tocco verso Tessarolo che viene fermato, prova Modena con la forza della disperazione più che altro, Pochettino, azione del 29 di Modena, Reggio dice di no, ci riprova nuovamente Seregno con Tessarolo, c'è una deviazione. Abbastanza lecito aspettarsi che Modena farà entrare il quinto giocatore di movimento negli ultimi frangenti. Va Barbieri, deviazione, attenzione, la palla resta lì,
Attenzione a Tessarolo, Moncalieri dice di no, ha avuto l'occasione Di Seregno chiuderla. per chiuderla. Attenzione ad Amy, attenzione al capitano, poi il servizio verso Pochettino, ultimi assalti di Modena, meno di un minuto. Amy, il tiro, palla a lato. Palla 2, decide l'arbitro. 50 secondi alla fine di una partita incredibile. È strano Modena che... costretta sempre a rincorrere attualmente esatto. sotto di 1. Pensavo Ancora Modena. che Crudeli decidesse di mettere il quinto di movimento. Vediamo. Attenzione a Pochettino, la palla resta lì, non riesce a concludere però il 29 dell'Amatori. Seregno prova a ripartire ma non ci riesce. Ancora Modena con Pochettino, va Pochettino, la palla però non passa. Amy, fischio dell'arbitro che fa respirare Seregno. 25 secondi alla fine, manca pochissimo, con Fiazza che prova ad andare in avanti, ci riesce il numero 3, non lo ferma nessuno, lo ferma adesso Malagoli, manca sempre meno, 15 secondi, perde palla qui Pochettino. Attenzione, ultima occasione, 6 secondi, Malagoli, c'è una deviazione, è praticamente finita e finisce qui. Vince Seregno 4-3, KO pesantissimo per l'Amatori, che insomma non si riscatta dopo l'eliminazione della Coppa Italia, un KO che per Modena non ci voleva, però insomma i meriti a Seregno che ha avuto la forza di trovare l'episodio giusto. Modena sempre costretta a rincorrere sotto 2-0, poi sotto 3-2. Modena che non è riuscita però a rispondere all'ultimo vantaggio di Seregno che porta a casa l'intera posta in palio. Federico, ti chiedo un commento al volo. Sì, qua grande peccato per quanto riguarda Modena, che secondo me ha iniziato la partita diciamo nel peggiore dei modi, con grossissime disattenzioni che hanno portato al doppio vantaggio di Seregno. Modena è stata poi ovviamente molto attenta nel riuscire a riportarla a casa, però secondo me non si è molto errato iniziare una partita con questo atteggiamento abbastanza permissivo, che ha lasciato moltissimo spazio a Seregno, che come anche nell'ultima occasione una grossissima disattenzione di Modena ha causato poi il gol che ha deciso la partita. Quindi una situazione rocambolesca, palla rimasta lì, e Tremolada è stato ovviamente molto cinico, ma secondo me non ci si dovrebbe neanche trovare in una situazione di questo tipo, con una pallina che carambola in mezzo all'aria e che va a battere il portiere incolpevole perché è già a terra, diciamo. Modena quindi che resta ferma a quota 14 punti in classifica, la classifica inizia sicuramente a far paura perché tiene che ha la partita sua da giocare questa sera contro Correggio. In caso di vittoria potrebbe passare nuovamente avanti all'Amatori. Ricordiamo nell'altra partita delle 18 Scandiano ha avuto vita abbastanza facile, ha battuto Mirandola 6-1 e quindi è tutto dal Palaroller. Modena che tornerà in pista domenica prossima in un derby molto importante ma altrettanto difficile sulla pista di Correggio, obiettivo riscatto per evitare insomma guai peggiori in classifica. Un saluto da Federico Sabattini E Federico Ferrari. Grazie e buona serata a tutti. Buona serata a tutti.